buona giornata a tutti voi telespettatori, ben ritrovati nei nostri studi. In apertura ci occupiamo della fiducia ottenuta ieri sera dal governo in Senato. La maggioranza ha esultato di gioia proprio ieri sera, dicevamo, a Palazzo Madama, con 156 voti favorevoli, 140 contrari e 16 astensioni. Il Senato ha rinnovato la fiducia al governo approvando la proposta di risoluzione numero 1 presentata dalla maggioranza sulle comunicazioni rese dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte sulla situazione politica in atto. E intanto una delle pagine più buie della politica italiana è proprio quella della crisi di governo e del voto di fiducia, con la caccia ai cosiddetti responsabili, lo scontro senza esclusione di colpi bassi tra maggioranza e opposizione. Un pessimo esempio, si è detto, soprattutto per i giovani, è quanto ha dichiarato nel nostro editoriale il nostro direttore Luigi Bacialli. Ma sentiamo. Cari ragazzi del 99, del 1999, non del 1899, quelli erano i ragazzi che andarono in guerra, la prima guerra mondiale, che combatterono e morirono sui campi di battaglia. Parlo ai ragazzi del 1999, quindi ai ventenni di oggi, a tutti i ventenni che stanno combattendo la loro guerra, una guerra diversa, con un nemico invisibile, però subdolo, terribile e micidiale, e i ventenni oggi sono sepolti vivi, sono murati in casa per colpa di questo Covid. Probabilmente attraverso le vostre tecnologie avrete assistito ieri a uno spettacolo indecente, quello della politica italiana. Un campionario nell'Aula del Senato, in particolare dei peggiori difetti, dei peggiori vizi dell'uomo, no? Non mancava nulla: l'invidia, la gelosia, la rabbia, la protervia, l'arroganza, il tradimento, la slealtà, la scorrettezza, l'ingordigia, la sete di potere. Ecco, io vorrei dirvi che questa non è la realtà. La vita è altra cosa, i valori sono altri, i valori sono quelli che voi incarnate, che voi probabilmente potete comunque manifestate, che sono quelli appunto di chi fa il proprio dovere, di chi soffre dignitosamente, di chi non vuole fare sgambetti, non vuole fare scorciatoie, non vuole sopraffare gli altri, non vuole prevaricare. Tutto questo la politica non lo fa, e davvero non seguite mai questo esempio. Questi politici, questi parlamentari sono colpevoli di avere dato un esempio spaventoso, perché alla vostra età si può pensare che la vita sia quella, che il modo di vivere sia quello, no? Di annientare il proprio avversario, non avere nessun rispetto per i rivali, andare avanti comunque sempre per il proprio interesse, no? Quando parlano l'interesse dell'Italia, facciamo l'interesse, pensiamo al bene comune, no? Loro pensano alle loro poltrone, alle loro rendite di posizione, ai loro privilegi, e non vogliono rinunciarci. Non prendete esempio da queste persone pessime, squallide, da questi trasformisti, dai cosiddetti costruttori volenterosi, come diavoli li hanno chiamati, per nascondere poi in realtà quello che sono veramente, dei voltagabbana, dei camaleonti che sono sempre pronti a saltare sul carro del vincitore. Questa non è la realtà, e voi dovete vivere invece secondo quanto vi dicono le vostre famiglie, i vostri genitori, e chi cerca in qualche modo di dare un esempio migliore. Tenete sempre presente una poesia di Kipling che si chiama Sé, ed è proprio un'esaltazione dell'autostima, cioè il cercare le forze in se stessi, cercare di non ricorrere ad altri per andare avanti, no? Perché vi troverete da soli nella vita in tante occasioni e dovrete fare di tutto per superare i problemi in maniera così civile, non
raccapricciante, rivoltante come quella che hanno dimostrato di seguire ieri i parlamentari italiani. Seguite una poesia di Kipling, se volete, si chiama Se, la conoscete di sicuro, e quando saprete, dice Kipling, confrontarvi tra trionfo e rovina, tra successi e insuccessi, allora sarete uomini. Ecco, seguite quello, non seguite i politici, anzi statevene alla larga. E chi vi dice soltanto gli imbecilli non cambiano idea, sappiate che bisogna capire, dipende da perché si cambia idea. Se si cambia per un'intima, profonda convinzione, idea, allora fate bene a cambiarla, ma se la si cambia per interesse, per opportunismo, allora quelli che la cambiano sono dei cialtroni oltre che degli imbecilli, e sono persone che non meritano di ricoprire incarichi preeminenti nelle istituzioni. Buona fortuna. È un bel messaggio che ha inviato ai giovani il direttore Bacialli. Dovremmo essere collegati via Skype con Padova, la nostra Chiara Gaiani la sto vedendo. Chiara, abbiamo tanta carne al fuoco da Padova, cominciamo con il discorso legato alla seconda dose di vaccini che è arrivata negli ospedali della provincia di Padova. Sì, buongiorno Vanessa, buongiorno a tutti i telespettatori. Ti confermo, già ieri è iniziata la seconda fase della vaccinazione, insomma tutti sperano possa continuare tra gli operatori sanitari di Padova e degli ospedali di Padova e della provincia, ospedali da cui finalmente insomma possiamo dare alcune buone notizie. Ho parlato con il direttore sanitario che fa funzione anche di direttore generale dell'azienda ospedaliera di Padova, che mi confermava che l'8° piano del Policlinico adibito ad area Covid è stato chiuso, quindi è tornato ad essere clinica medica quinta, come sono stati chiusi anche 6 posti di terapia intensiva. Una tendenza che è confermata anche negli ospedali dell'ULSS 6, conferma appunto dalla direzione generale dell'ULSS, quindi diciamo che siamo sulla buona strada. Ciò non toglie che purtroppo anche nelle ultime ore negli ospedali dell'ULSS 6 si sono registrate 6 vittime, la più giovane è un uomo di 56 anni che è morto nell'ospedale di Schiavonia, quindi la guardia non va abbassata, bisogna tenere duro, il momento è delicatissimo, però grazie allo sforzo corale di tutti veramente, in primis degli operatori sanitari ma anche di tutta la popolazione che sta rispettando le regole, forse siamo vicini a vedere la china. C'è anche la cronaca, Vanessa. Sì, tra l'altro c'è anche il discorso legato a San Giorgio in Bosco, dopo la tragedia avvenuta con i 2 coniugi che sono morti carbonizzati. Sì, Vanessa, e ho parlato proprio poc'anzi con il sindaco di San Giorgio in Bosco, Nicola Pettenuzzo. Mi raccontava del grande dolore che questa tragedia ha portato in una comunità come tutte le nostre comunità, già duramente provata soprattutto dalla perdita di tante persone, di tante care persone anziane, e questi 2 coniugi, Norma ed Enrico, 87 anni, lui 85, lei, erano 2 persone che il coronavirus aveva risparmiato. La loro perdita è una perdita che ha toccato profondamente tutti i cittadini di San Giorgio in Bosco, tutta la comunità. Le salme sono state restituite alla famiglia, mi raccontava il sindaco, che però non ha ancora dato disposizioni per quanto riguarda i funerali, le esequie di Enrico e Norma. Ricordiamo che alle 7:30 di lunedì mattina un terribile scoppio ha investito l'abitazione delle 2 vittime. Lei era stesa a letto, lui si trovava sul sofà, probabilmente una perdita di gas durante la notte, e poi forse anche l'innesco è stato un elettrodomestico, potrebbe essere stato un televisore, il terribile scoppio che non ha dato scampo ai 2 anziani che probabilmente erano già morti forse per le esalazioni del GPL uscito. Comunque le indagini sono ancora in corso.
la casa è sotto sequestro, il sindaco mi ha raccontato che nel giorno in cui ci saranno i funerali di Enrico Di Norma, nella città di San Giorgio in Bosco sarà proclamato il lutto cittadino, proprio per raccontare la vicinanza e anche perché la comunità possa stringersi attorno a questo terribile dolore che si è abbattuto su questa piccola comunità, una comunità piccola, la frazione tra l'altro di Robbia ancora più piccola, e veramente insomma è una notizia che è passata di bocca in bocca, che ha segnato profondamente i cittadini questa. Abbiamo pochissimi secondi, ci raccontavi anche di un incidente che c'è stato, giusto? Sì, c'è Pochi stato un secondi. incidente ad Arsego di San Giorgio delle Pertiche, 2 persone sono rimaste ferite, uno scontro frontale tra 2 piccole utilitarie, un 63enne è stato trasportato in elicottero a Padova, invece una persona di 80 anni che era alla guida della Panda, non so se sei riuscita a far vedere le foto che hanno inviato i vigili del fuoco, è in ospedale a Campo San Piero. Bene, grazie allora alla nostra Chiara Gaiani per le informazioni, poi ovviamente tutto quanto verrà presentato nei servizi del TG Serale. Grazie Chiara, e noi intanto ci fermiamo per una breve pausa. Nuovamente in diretta, riflettori puntati, abbiamo sentito prima l'editoriale del direttore Bacialli che si è rivolto soprattutto ai giovani, e di giovani si occupa il prossimo servizio, nello specifico del possibile o meno ritorno in presenza in classe per seguire in presenza quindi le lezioni. Sappiamo che anche la Regione del Veneto ha presentato ricorso al TAR contro l'ordinanza presentata dal governatore Zaia, che ha spostato il ritorno in classe al prossimo 1° febbraio, e quindi insomma c'è da capire adesso come ci si sta muovendo, e abbiamo chiesto un po' anche alla gente cosa ne pensano. Però adesso ci colleghiamo, vedo che c'è la nostra Gabriella Basso da Vicenza. Gabriella, buongiorno. C'è innanzitutto la cronaca con un'operazione della Guardia di Finanza di Bassano, si è tenuta conferenza stampa, se non erro, proprio lì a Vicenza, l'operazione Aracne, e tra l'altro si parla di milioni di euro di violazione al fisco, ma insomma raccontaci un po' che è successo. Sì, buongiorno a te Vanessa, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Come dicevi tu, l'operazione Aracne della Guardia di Finanza di Vicenza e di Bassano, perché l'operazione verte fondamentalmente su Bassano e sulla provincia di Treviso, Mareno di Piave esattamente. È un'operazione che vede un giro di fatture false per 24 milioni di euro nel commercio all'ingrosso di abbigliamento, e hanno eseguito un sequestro per 3,5 milioni di euro per profitto illecito. Di cosa si tratta? Praticamente il meccanismo è quello di sempre, cioè la società cartiera che in realtà fa fatture false, cioè anzi emette delle fatture. Un soggetto di Bassano di 56 anni ha emesso delle fatture false a favore di un'altra ditta, una SRL appunto di Mareno di Piave, per l'acquisto poi di capi d'abbigliamento in varie aziende del Trevigiano, del Veneziano, del Padovano, aziende cinesi di abbigliamento e tessuti. Questo è il materiale appunto che veniva acquistato in contanti. L'illecito vantaggio era anche che poi con queste fatture false, alla fine, perché non erano legate all'attività commerciale effettivamente svolta, chiedeva anche il rimborso dell'IVA. Quindi insomma è un sistema, un meccanismo che continuava. L'operazione è scattata, è partita dal 2019, 2025 anni, ma in realtà l'indagine è partita già nel 2015 e ha portato poi al sequestro, appunto, come diciamo, non solo dal punto di vista economico, appunto, di beni, di denaro, insomma, in conti correnti, ma anche proprio di beni materiali, perché sono stati sequestrati una villa a Caorle, sono stati sequestrati dei terreni, una villa di pregio, 2 terreni a Mareno di Piave, 2 appartamenti a Caorle nel Veneziano e 1 a Conegliano, oltre appunto, abbiamo detto, appunto, dei risparmi, dei depositi a livello bancario.
e due i denunciati, il titolare del 56 anni di Bassano e il titolare della ditta invece di Mareno di Piave. Tra l'altro il 56 anni di Bassano un po', se vogliamo dire così, si vantava di questo suo star bene attraverso i social, perché gli uomini dei finanzieri hanno anche setacciato il mondo social e ha visto appunto che questo personaggio insomma aveva un tenore di vita, pubblicizzava, diciamo, nei social questo suo tenore di vita al di sopra di quelle che poi sarebbero state, almeno dalle rilevazioni poi bancarie, in realtà le sue capacità economiche, le sue attività. E questo è quello per quanto riguarda l'operazione Aracne. Poi, se vuoi, ti dico anche un'altra cosa invece fatta dalla Guardia, certo. dalla questura di Vicenza in questo caso, e riguarda invece una situazione che purtroppo sta succedendo sempre più spesso tra cittadini rispettivamente di nazionalità italiana, vi leggo proprio direttamente, algerina e macedone. Tutti i residenti regolarmente a Vicenza sono stati sanzionati perché inottemperanti all'obbligo di isolamento fiduciario. Cioè, cosa vuol dire? Erano soggetti che dovevano stare in quarantena fiduciaria perché rientrati da paesi che sono considerati nella lista nera, nella blacklist, quindi Emirati Arabi, Algeria e Macedonia, dovevano rimanere in quarantena fiduciaria ed invece erano stati trovati in giro per la città dalla forze dell'ordine. E anche il reparto prevenzione crimine ha sanzionato invece, ha multato un cittadino, un altro soggetto in Viale Verona perché era privo di mascherina. Questo è per quanto riguarda le notizie di cronaca. Bene, grazie allora Gabriella Basso. Tutto sarà riportato poi nei TG serali. Adesso abbiamo una pausa, grazie e buon lavoro Gabriella. Buon lavoro a voi. C'è la pausa. E rieccoci in studio. Intanto vediamo che nella sede regionale della Protezione Civile di Venezia tutto è pronto, tutto è allestito per la conferenza stampa puntuale del governatore del Veneto Luca Zaia. Mancano davvero pochi minuti, alle 12:30 è atteso appunto nella sede della Protezione Civile. Stavamo parlando prima del discorso delle scuole, abbiamo sentito, dicevamo, la gente che pensa di questo rientro o meno in classe dei ragazzi. Per la sanità pubblica è un bene. Io quello che temo però è che il problema non siano forse tanto le scuole quanto i trasporti, quindi le infrastrutture, diciamo, che non sono sicure, non garantiscono che le persone si preservino dal contagio. È una gravissima assenza, secondo me, di comportamento il fatto di tenerli a casa. A quell'età lì i ragazzi hanno bisogno di socialità. Non sono a favore della proroga di questa chiusura, più che altro per i ragazzini che iniziano, che cominciano a farsi un'idea del mondo. La scuola è mega importante per questo motivo. Bisogna stare attenti più alla salute o per l'istruzione? È più importante la salute e l'istruzione. Ai posti di larga sentenza. Se stabiliamo questo, una volta stabilito cosa è più importante si fa. Dipende tutto dal contagio, dal livello del contagio, perché è tutto lì il discorso. Sono più che altro i mezzi di trasporto che sono rimasti tali e quali. Male, perché la scuola deve riaprire in ogni caso, anche se siamo in un periodo molto di problemi. Il problema del Covid c'è, che comunque bisogna convivere, io credo, quindi è inutile chiudere ad oltranza. Questi ragazzi hanno bisogno di essere istruiti, purtroppo il periodo è quello che è, ma d'altronde noi dobbiamo stare anche a quello che ci dice l'Istituto Superiore della Sanità per procedere. Logico che sarebbe bello poter avere tutti i ragazzi a scuola. Secondo me non è giusto. Per tante ragioni, per via della socialità, per via dello sviluppo psicofisico, per via che loro si allontanano dagli interessi, specialmente se hanno dei buoni insegnanti che li tira su, che cerca insomma di maturarli in tutti i sensi, così sono abbandonati a loro stessi e al computer.
Abbiamo sentito la gente proprio divisa, più che altro però tutti pensano alle due cose, ovvero il benessere dei ragazzi è vero da una parte, ma il benessere della collettività dall'altra. Insomma, sono questi due aspetti che stanno dividendo l'opinione pubblica. E adesso andiamo nel veneziano, andiamo nello specifico a Malcontenta, perché c'è davvero tanta tristezza in paese per la morte dei coniugi Busso e del loro figlio Ivan causa coronavirus. Intanto c'è proprio tutto il paese che si sta stringendo attorno alla famiglia del figlio Ivan per cercare di aiutarli di sostenerli anche a livello economico. Il primo dell'anno la scomparsa a causa del coronavirus del falconiere di Malcontenta Ivan Busso a soli 42 anni. Il 15 gennaio era mancata la madre di Ivan, la signora Gina Smerghetto di 65 anni, sempre per il Covid. Poteva bastare. Invece, nella notte tra lunedì 18 e martedì 19 gennaio è deceduto all'ospedale dell'Angelo, sempre a causa del virus, Gianni Busso, 72 anni, papà di Ivan e marito di Gina. Ognuno di loro dopo alcune settimane di ricovero in ospedale. Per Gianni Busso il ritorno in reparto dopo la terapia intensiva aveva dato un po' di speranza alla nuora Elisa, la vedova del figlio Ivan. Sembrava stesse migliorando, invece il cuore non ha retto. Forse per i due coniugi verrà celebrato un unico funerale a Sant'Ilario di Malcontenta. Una vicenda familiare davvero unica e incredibile, dove per fortuna spicca l'aiuto concreto della comunità di Malcontenta ai familiari delle 3 vittime consanguinee, in particolare alla moglie di Ivan e alla loro bambina di solo 2 anni. Davvero una vicenda tremenda questa. E adesso invece andiamo nel bellunese e ci occupiamo del flash mob degli impiantisti e degli operatori del turismo che sono letteralmente messi in ginocchio causa pandemia. Siamo qui oggi per chiedere certezze per il futuro, per la possibile apertura, speriamo, e per la certezza di ristori economici per tutta la filiera. Un flash mob organizzato seguendo scrupolosamente tutte le disposizioni anti-Covid ha unito simbolicamente impiantisti e operatori turistici dell'Alto Agordino, da Alle Gazzoldo, da Falcade alla Marmolada, come mostrano le immagini fornite dal sito di Radio Più. L'eco del suono dei clacson ha oltrepassato i confini delle Dolomiti, ineffabilmente imbiancate come non mai, eppure rimaste chiuse per disposizione delle norme varate per il contenimento del contagio. La montagna è vita e qui si sopravvive aggrappati alla speranza di poter tornare alla normalità. A Falcade la protesta è stata silenziosa, le auto schierate, ognuna a rappresentare le tante categorie del turismo invernale che chiedono risposte e ristori. Mentre continuano a tenere aperti centri commerciali al chiuso, catene di negozi che non si sa come non hanno mai chiuso, le fabbriche sono tutte aperte e gli operatori del settore turismo tutti chiusi. Il governo deve essere chiaro e coerente e se decide di non farci aprire deve cominciare a distribuire i ristori, perché le fatture sono da pagare, perché la gente è da pagare e perché le famiglie cominciano a patire la fame. La situazione è durissima per tutti perché il turismo è famiglia, non dimentichiamolo, hanno detto all'unisono, tutti insieme, pacificamente, a rappresentare la forza della montagna unita. Adesso ci occupiamo invece di una bella iniziativa che è partita da un panificatore del veneziano. Per iniziare anche oggi, come avviene tutti i giorni, 7 giorni su 7, la staffetta della solidarietà per consegnare il pane a chi ha bisogno. Così il panificatore veneziano Sergio Puppola, con i suoi 2 punti vendita al Lido di Venezia, ha inventato la staffetta del pane. Nel pomeriggio quando arriva il pane di Maastricht. Eccolo qua, adesso abbiamo il governatore appena arrivato, quindi il servizio lo trasmetteremo nei telegiornali di questa sera. Vediamo che la conferenza stampa sta cominciando, vi lascio alla conferenza stampa. Ci sta raggiungendo anche il dottor Flor che era qui oggi per le videoconferenze. Allora, partirei dai tamponi. Alla mia destra ci sono i tamponi molecolari, 3.615.256 e alla mia sinistra i tamponi rapidi, 2.339.061. Allora, ieri abbiamo fatto, nelle ultime 24 ore abbiamo fatto 17.122 molecolari, 122, più 27.192 rapidi, totale 44.314.
Cosa hanno prodotto? Hanno prodotto 1359 positivi, hanno trovato, con questa incidenza 3%. No, lo potremo anche sapere, bisogna farci dare il dato. No, abbiamo chiesto, lo devono estrapolare. Lo devono estrapolare perché probabilmente è un dato. Da venerdì sarà formalizzato anche a livello centrale. Quindi sarà nelle tabelle nazionali. La tabella nazionale c'è tutto perché stanno adeguando i sistemi informatici. Il numero positivi sono 301.486. Sì, considerate però che, tanto per dare una dimensione del dato salutiamo anche il dottor Flor, del dato rapidi molecolare, avendo oggi con la nuova circolare non più la necessità di confermare la positività con il molecolare, abbiamo di fatto ormai si va nella direzione che penso che sia quasi equamente distribuita la percentuale, no? Dei positivi, nel senso che l'incidenza più o meno è costante. Invece prima ovviamente il molecolare caricava tantissimo perché aveva di ritorno i positivi dei rapidi. Sto discorso qua è complicatissimo, ma per voi è normale perché lo conoscete, mi rendo conto anche, magari qualcuno dice di cosa stanno parlando. 57.469 sono i positivi di oggi. Come vedete continua a scendere fortemente questo dato, perché caricando meno positivi, avendo più negativizzazioni, il dato scende sempre di più. Pensate che penso una settimana fa eravamo quasi a 90.000. Allora, i ricoveri, abbiamo in questo momento 2.898 ricoverati. Vedete il dato scende, quindi siamo verosimilmente a 612 persone in meno, abbiamo più di 600 persone dimesse dagli ospedali. Ovviamente è un dare e avere perché poi abbiamo anche i carichi, non è che non ricoveriamo più. Queste 2.898 sono così distribuite, 2.560 sono in area non critica e sono meno 43 nelle ultime 24 ore e 3,38 nel terapie intensive meno 1. Ovviamente ripeto che 3,38 sono anche comprensivi dei negativizzati. Nel bollettino troveremo probabilmente 3,10, 3,12, una roba del genere. I morti nelle ultime 24 ore, purtroppo 69 persone hanno perso la vita e siamo a 8.256. I dimessi sono 13.183. Più un centinaio nelle ultime 24 ore. Allora, intanto siamo mercoledì, quindi siamo nella giornata clou delle valutazioni, perché vi ricordo che venerdì avremo la nuova classificazione. Quindi vi dico che non so quale sarà la classificazione, di certo noi i dati, bello o brutto dirlo, ce li abbiamo buoni, nel senso che al di là dell'ospedalizzazione, che sta comunque scendendo in maniera importante, abbiamo comunque dei dati di RConT e gli altri parametri che comunque saranno presi in considerazione. Vedremo se da venerdì avremo zona arancione ancora o zona gialla, di certo non zona rossa. Io ho solo una preoccupazione che ve la rinnovo ogni volta e vi prego per vostro tramite di rinnovarla ai cittadini, che non ci sia qualcuno che possa pensare che sia finita, perché purtroppo non lo è finita. Quando tu hai 2.600 persone in ospedale non puoi pensare che il virus non c'è più, e quando comunque trovi ancora il 3% dei tamponati con il virus. Faccio sempre l'esempio della Lombardia per dare una dimensione. La Lombardia quando noi crescevamo scendeva, la Lombardia quando noi crescevamo aveva già fatto 3 settimane di rosso e 3 di arancione, e la Lombardia oggi è in zona rossa e non è per demerito, è perché il virus funziona così. Quindi noi dobbiamo fare questo sacrificio di controllare e di evitare le infezioni,
e lo possiamo fare solo portando la mascherina e evitare ogni forma di assembramento, anche magari quelli più normali per noi, no? Adesso siamo usciti dal periodo delle feste e questo un po' ci agevola, diciamolo fino in fondo, però capite che se torna il sistema dello struscio nelle piazze e nei corsi cittadini, con la riapertura ad esempio in zona gialla, dove non c'è più il blocco dei confini comunali, capite che creiamo un elemento di diffusione del virus che potrebbe diventare un moltiplicatore. Questa è l'unica preoccupazione. Altra forma di assembramento è la scuola. Io ho il massimo rispetto per il giudice amministrativo. Dopo parlerà il dottor Flor, vi dà uno spaccato sanitario e dirà appunto il suo parere. Però io non posso non ricordare che noi abbiamo avuto un incremento, l'innalzamento della curva in correlazione con l'apertura delle scuole, e a livello internazionale accade questo. Siamo fortemente preoccupati del fatto che si veda, che si voglia far passare l'idea che una forma di aggregazione come quella della scuola non sia un problema, perché vuol dire rinnegare tutte le conoscenze che abbiamo in medicina, in materia di virus e altro. I ragazzi non hanno nessuna colpa, i ragazzi hanno diritto di andare a una scuola in presenza, però lo devono fare in sicurezza. Oggi, a nostro avviso, la sicurezza non è totale, ma non lo è neanche per il governo, che ha fatto un DPCM prevedendo non il 100% in presenza, ma quota parte a scuola. Vuol dire che comunque riconosce il problema. Spero che il giudice amministrativo valuti fino in fondo le relazioni che i nostri tecnici, non Luca Zaia, ma i nostri tecnici hanno voluto far avere. Perché guardate, che passi l'idea che la scuola è stata chiusa per vezzo o per battaglia politica è squallido. È squallido anche da chi lo va a sostenere, magari anche in maniera formale. La scuola, noi abbiamo procrastinato l'apertura il 1° di febbraio perché queste sono indicazioni che sono state date. E sarà una casualità, però noi comunque oggi stiamo scendendo, e qualora si riaprisse fra 2 giorni o si riaprisse dal 1° di febbraio, dovremmo comunque monitorare quello che accadrà all'interno delle scuole, perché quando tu hai 4.448 casi già censiti di focolai scolastici, forse qualcuno deve chiedersi il perché. Non hanno colpe particolari, come vi ho detto, è semplicemente un'aggregazione di una ventina di persone che sta in una stanza chiusa da sola per ore, e poi magari trova altri consessi di aggregazione che sono quelli che so del piazzale delle Corriere o la stazione ferroviaria, e inevitabilmente comunque il contagio, se c'è, corre, punto. Ieri sera abbiamo avuto un incontro con il governo alle 8, c'era il ministro Boccia, il ministro Speranza e il dottor Arcuri. Si è parlato di vaccini, solo di vaccini. C'è stato un impegno di fare una riunione, penso la faranno oggi, per parlare di scuole. Certo che sui vaccini la situazione è una situazione che è piena di punti di domanda, no? Io vi ripeto che se c'è da tutelare la posizione nazionale e veneta, non si può prescindere da sapere qual è il contratto, perché ieri sera ci è stato spiegato che il contratto l'ha fatto la Commissione europea e noi abbiamo fatto delle lettere di ordinativi, ma vorremmo capire perché è inutile che facciamo battaglie contro i mulini a vento, perché se nel contratto c'è scritto che il plafond di fornitura, lo dico ma non ho mai letto io il contratto, nessuno l'ha letto, se il plafond di fornitura a carico dell'azienda è trimestrale e non c'è un impegno formale a livello settimanale, dobbiamo far veramente dire, fare i complimenti all'azienda, perché l'azienda non ha commesso nessuna irregolarità. Se invece l'impegno formale contrattuale è di una fornitura cadenzata e quantificata a livello settimanale, allora lo scenario cambia. È difficile capirlo, e io ho fatto una verifica, è vero che anche in altri paesi europei si è tagliato, addirittura sembra, da quello che dalle informazioni che ho assunto, che in Germania si sia tagliato di più. Uso sembra perché poi, ragazzi, idem in Francia, e quindi c'è stata questa decurtazione. Dopodiché
Qualche dubbio mi viene anche su qualche altro fronte, non vorrei che l'azienda avesse fatto il conto sulle 5 dosi e non sulle 6 dosi, perché visto che noi siamo bravi, facciamo le 6 dosi, allora dicono bene, ma siccome noi vi garantavamo tot dosi con quelle flaconi, allora riduciamo il numero di flaconi. Potrebbe essere anche questa una soluzione, no? Perché se ci pensate, la sesta dose rappresenta il 20% in più di vaccini. Allora, non vorrei mai che qualcuno avesse detto io ti garantisco tot dosi dando per scontato che ne fai 5 per flacone, ma siccome ne fai 6 per flacone ti riduco i flaconi. Quindi è abbastanza aperta. La verità è che noi dobbiamo essere assolutamente messi nelle condizioni di vaccinare. Io ho ribadito ieri sera la necessità, quantomeno, che il taglio del 29% sia orizzontale. Cioè, se abbiamo avuto un taglio del 29% della fornitura, non può essere che il Veneto dà un contributo del 53% del taglio e altre regioni zero. Si prendono tutte le realtà, siccome noi abbiamo una ripartizione che è millimetrica, tagli il 29% a tutti. Questo è perequativo, è mutualistico e anche dà un senso di responsabilità. Come siamo messi? Poi ve lo dirà il dottor Flor, noi siamo solo a richiami per ora, Cioè vuol dire che la campagna vaccinale del Veneto di fatto si arresta sulle prime dosi. Sì, si farà una Moderna, perché comunque Moderna ha un percorso suo, no? I 7.800 della scorsa settimana, i 7.800 di questa, e fra 3 settimane avremo il richiamo. E quindi noi adesso avremo, quantomeno dalle informazioni che ci sono state date, un paio di settimane, quindi questa che stiamo già vivendo, no? E la prossima dopo dovremo tornare a regime, come si dice. Queste sono le informazioni che ci sono state date. Certo è che noi dobbiamo far veloce con i vaccini. Io spero che EMA dia il via libera ad AstraZeneca. Non ho nessun elemento scientifico per dire che AstraZeneca si merita il via libera, ma spero che se ci sono elementi per dare via libera si possa avere un terzo vaccino oggi sul mercato, perché capite che oggi gli interlocutori sono pochi. Considerate che AstraZeneca si impegna a dare 8 milioni di dosi in un trimestre, il che vuol dire che si comincia a vaccinare forte. Sì. Considerate che adesso ne abbiamo 470.000 a settimana con tutte le difficoltà, cioè con altri 8 milioni di dosi si viaggia molto più veloce. Considerate che poi questo è un vaccino che ci permette di coinvolgere appieno i medici di base, ad esempio le farmacie, perché è un vaccino che non ha i problemi di refrigerazione, di contenimento, di gestione, di logistica che hanno gli altri due vaccini, che sono comunque due vaccini complicati. Io non ho altro da aggiungervi. Questa è la direzione, nel senso che si va avanti verso questa direzione. Considerate che per noi la battaglia è finita quando avremo l'ultimo paziente dimesso. Prima per noi la battaglia non è finita. Ai cittadini chiedo assoluto senso di responsabilità. Abbiamo capito che questo virus si diffonde se noi siamo irresponsabili. La si finisca di pensare che sia solo un problema della sanità pubblica, è un problema personale di ognuno di noi. Se non ci metti un po' di impegno ti infetti, punto. Se avete domande poi passo la parola al dottor Flori. Esatto, Bone. Marchiori, vai. Sì, buongiorno Presidente. Allora, per quanto riguarda anzitutto la scuola e la sentenza del TAR che è attesa, sì. Siccome il ricorso, come lei sa, riflette identici ricorsi che sono stati presentati in Lombardia, Emilia e Friuli e che sono stati accolti. C'è quindi la possibilità che venga accolto anche questo. La possibilità naturalmente, non lo sappiamo. Da parte sua accennava che in ogni caso la Regione dovrà monitorare la scuola. Ecco, che cosa significa questo? Intanto buongiorno. Significa che noi abbiamo l'obbligo, siccome c'è un piano di sanità pubblica sulla scuola, dal giorno in cui si riaprirà daremo lo spaccato di quello che accade nelle scuole superiori. Faremo un focus sulle scuole superiori, perché è giusto che tutto rimanga agli atti.
Se è vero che i ricorsi sono fotocopia, io mi rifiuto di pensare che le sentenze siano fotocopia. Ho il massimo rispetto e stima per i giudici amministrativi del Veneto. So che stanno approfondendo la questione, questo dà merito ai giudici, dopodiché decideranno. Si consideri che l'aspetto di sanità pubblica è un aspetto importante. E poi vorrei anche dire una cosa, che continuo a dire che il CTS ha fatto un parere su richiesta del Ministro, ma non abbiamo capito il Ministro che uso vuole fare di questo parere. Perché vorrei ricordare al giudice amministrativo che questo parere non c'è stato minimamente formalizzato. Perché noi abbiamo letto dalle agenzie di stampa che c'è un parere. Io l'ho richiesto perché per curiosità ho voluto vedere il parere, ma il CTS non ha come interlocutore la Regione. Non è tenuto a dare il parere alla Regione, perché non è il CTS regionale, per cui sarebbe anche utile capire il Ministro cosa ne vuol fare, visto che ha aperto questa nuova strada con questo parere, che poi è un parere, guardate, l'avete letto, no? Dice alla fine, poi ogni regione fa quello che deve fare, non è che il parere dica che bisogna aprire le scuole, fa un cappello per tutti, poi dice ogni regione ha una situazione epidemiologica a sé. A quel punto non serviva a scomodare i scienziati, chiunque poteva farlo così. Per quanto riguarda i vaccini invece, lei ieri ha proposto ai ministri e ai colleghi, immagino, questa ridistribuzione mutualistica dei vaccini. Qual è stata la reazione degli altri presidenti? Perché pare di capire che non tutti siano entusiasti. Ma intanto, allora, io non l'ho proposta ieri, ve l'avevo proposta i giorni precedenti. Ieri il dottor Arcuri l'ha portata proprio già diciamo con una tabella di ripartizione della prossima settimana. Guarda, sinceramente non ho sentito interventi contro, e penso che giustamente si debba dare anche per scontato, cioè se c'è un taglio, il taglio deve essere uguale per tutti, non è che ci siano regioni da pagare di più. Non stiamo parlando di andare a togliere vaccini ad altri per darli a qualcun altro, stiamo parlando di portare a casa ognuno la propria quantità di vaccini. Può dirci qualcosa di più su questa tabella di ripartizione, ovvero? Ma no, è matematica. Vale il principio che ciascuna regione subisce un taglio del 29%. Punto. Quindi in più o in meno si riequilibra la prossima settimana, questo è il principio. Siccome questa settimana ha già bruciato, no? Cioè ha già consegnato, senza andare in giro a prendersi i vaccini da uno o dall'altro, quelli che arrivano la prossima settimana si prende la tabella e dice il Veneto ha avuto meno 53, ma siccome doveva avere meno 29, sono circa 30-20.000 dosi in più, prendiamo dalla fornitura la prossima settimana 20.000 dosi e saranno in più per il Veneto, perché la scorsa settimana gliele hanno tolte improvvidamente. Il principio è chiarissimo. Dal punto di vista pratico, siccome risulta che le forniture arrivino direttamente ai centri vaccinali. Ma c'è il commissario che prevede una redistribuzione, penso che riesca a governarla direttamente con Pfizer questa. Penso che Pfizer abbia anche riconosciuto l'errore nella distribuzione arbitraria che è stata fatta, perché comunque è lampante, prendete Trento, meno 60, è il doppio del taglio rispetto a uno che ha il 29, ma il 60% di taglio rispetto a uno che ha 0. Quindi ci sono fondate speranze che la prossima settimana... Sul riequilibrio assolutamente sì. Voglio vedere chi ha il coraggio di dire che non sia un principio da adottare. Guardate che non toglie niente a nessuno, dà semplicemente quello che è dovuto a chi non ha avuto il taglio. Se il riequilibrio andrà in porto, questo per il Veneto si tradurrà in una in una quantità di dosi, in un parziale recupero delle dosi perdute. Ma ci trasciniamo, con molte difficoltà per la seconda dose, ma non possiamo permetterci neanche di distrarci o fare vaccini a qualcuno, nuovi vaccini. Quindi il nostro obiettivo è sperare che dopo finita la seconda settimana arrivino veramente le forniture a regime, se no vuol dire bloccare la campagna vaccinale del tutto. Resterebbe sempre resterebbe sempre seconda dose, anche con il riequilibrio. Anzi, è fondamentale che ci sia l'equilibrio per la seconda dose. 110.000 dosi ci servono.
110.000 dosi sono quelle necessarie. Per fare la seconda dose. E al momento il Veneto dispone di? Con la fornitura della stessa settimana sono 22.380, 22.230 scusate, più la scorta che avevamo a magazzino, che non so di quanto sia, poi il dottor Fornari ce lo dice, un'altra 20.000, e più quelle che arrivano, cioè nel senso che noi avevamo un programma rispettoso, prudenziale, perché circa 20.000 dosi, quindi noi avevamo un programma prudenziale perché 20.000 dosi le abbiamo accantonate e ci serve, però non è che potevamo pensare che questi potevano slittare, però pensare che uno ti taglia il 50% della fornitura. Vabbè, comunque sta settimana ne veniamo fuori, la prossima, come diceva Rossello Ara, domani è un altro giorno. Che accidenti, no? Citazione dotta. Speriamo che non bruci Atlanta nel frattempo, ma insomma, no, senta, l'ultima cosa sul adesso vaccini. non vorrei che Politically Correct mi abbia fatto fare una citazione che non dovevo fare, perché ormai questo paese non si può più a bocca. Chiudiamo un occhio e un orecchio, insomma, ne faremo una più dotta prima della fine. Sì. Proprio l'ultimo dettaglio per quanto riguarda i vaccini. Io non ho capito una cosa, un ultimo particolare. La copertura delle persone vaccinate con la prima dose può essere ragionevolmente garantita con il riequilibrio, cioè il riequilibrio è la condizione sine qua non. Beh sì, certo. Sì, senza quello non è possibile. Possiamo andare in difficoltà. Dobbiamo assolutamente avere vaccini. Va bene. La ringrazio. Prego. Allora, io ho Bonet, Vanzan, Marchiori, Giacomuzzo e quant'altro si aggiungeranno. Allora, Presidente, prima cosa, non ho capito di questo riequilibrio di cui sta parlando. Riguarda più dosi che vi dovrebbe dare Pfizer o le dosi che vi dovrebbero dare le altre regioni? Non ho capito. La fornitura della prossima settimana di Pfizer verrà per alcune regioni decurtata e per alcune regioni in aumento rispetto a questo taglio che è stato fatto. Questo vi è stato comunicato da Arcuri? Sì, ieri sera. Sì. Questa aveva fatto proprio una proposta, una perché tabella. A noi risultava che Pfizer avesse confermato anche per la prossima settimana una decurtazione. Sì, ma nella fornitura chi ha avuto un taglio superiore al 29% questa settimana recupera dosi. Quindi la prossima settimana il Veneto, che ha avuto il 53%, potrebbe avere un taglio del 20%, e una regione che ha avuto il taglio del 2% potrebbe avere un taglio del 70%. Esatto. Decide sempre Pfizer. No, decide Pfizer, c'è un riequilibrio che è matematico, no? È il principio dei vasi comunicanti. Quindi vuol dire che è Pfizer direttamente che spedisce alle regioni senza... Sì, ma rimodulando le spedizioni e negoziandole con il commissario in virtù dell'errore fatto questa settimana. Quanto è previsto il taglio la prossima settimana? Sono 400, no, 300. Avete, c'è Federico? No. Adesso ve lo dico un attimo. Tu lo sai, quanto è la prossima settimana? Quantitativo fissato di recuperare la metà. Invece ci hanno comunicato che taglia il quantitativo e non sappiamo se ci ridanno quello che è stato tagliato prima, per cui invece di coprire il taglio rimoduliamo con le altre regioni, ma non avremo la piena fornitura che abbiamo avuto da quell'altro. Magari se lo diciamo. Sì, dopo parla il dottor Frocci. Sì, ho capito, considerate che questa è una gestione nazionale, adesso vediamo se c'è Federico. Vabbè, andiamo avanti, scusate. Ok, seconda domanda, magari un chiarimento per chi ci ascolta, perché continuano a ricevere messaggi di persone che dicono ma si dovrebbe dare la possibilità ai privati di andarselo a comprare in farmacia, la regione compra da sé, magari possiamo chiarire per l'ennesima volta. Guardate, la regione sta tentando... Nessuno può comprare vaccini al di fuori di questo canale. Esatto, la regione sta tentando in tutte le maniere di capire se ci sono canali alternativi legali per poter approvvigionarsi, però a tutt'oggi... E quindi a maggior ragione i privati non possono acquistare... No. Ok.
Poi un'altra domanda invece sul tema della scuola, e volevo capire questo. Allora, ormai diciamo così, l'ordinanza è quasi prossima alla scadenza, perché questa settimana, anche se arrivasse una sentenza del TAR, credo che avrebbe efficacia da lunedì. A quel punto lunedì manca una settimana alla fine del mese, quindi la domanda è: allo stato attuale, con i dati epidemiologici attuali, lei sarebbe intenzionato a rinnovare l'ordinanza dal 1° febbraio oppure no? Ma guarda, noi dobbiamo vedere intanto la classificazione che ci viene data venerdì, che non è irrilevante come fatto, perché in una classificazione, diciamo, se conferma la zona arancione, è ovvio che una zona arancione è una zona che fino come si può dire, fino a prova contraria prevede tutta una serie di regole, tipo la chiusura dei confini comunali e quant'altro, per la presenza, diciamo, del virus. Vi ricordo che tutte le zone prevedono la chiusura delle scuole superiori, anche la zona gialla. Certo è che la zona gialla prevede, diciamo, un allentamento delle misure rispetto alla zona arancione. Non è vero che il CTS ha detto che, almeno io non ci ho letto questo, il CTS dice che cambia e rivoluziona il tema delle scuole nelle zone. Il CTS dice sì, potete aprire tutti, però se avete problemi decidete voi. Questo dice il CTS. Quindi l'orientamento è di rinnovare l'ordinanza oppure no? No, ho detto che aspettiamo venerdì, vediamo la classificazione e poi valutiamo assieme alla prevenzione questo, se dovessimo riaffrontare il tema. Ok, ultimissima cosa, diciamo metodologica, quindi mi pare di capire che la possibilità per la Regione di prevedere misure più restrittive rispetto ai DPCM è venuta meno, cioè non esiste più. Ma sì, ma di fatto è venuta meno per un semplice motivo, che noi fin da ottobre ci siamo affidati al tema delle classificazioni delle aree. C'è il telefono, per favore. Ah, le hai stampate? Oh, perfetto. Federico sempre efficiente. No, il telefono. No, mi serve il telefono, grazie. Però quello che arriva la settimana prossima non lo studiamo. Sì, ma adesso lo dico. Sappiamo di avere 22.000 in magazzino per i richiami e oggi ne sono arrivate 23.000 invece. Questo sappiamo. Fare quello che arriva la settimana prossima è inutile. Sì, c'è il riequilibrio e basta. C'è il riequilibrio, ma non sappiamo quando è il taglio, non sappiamo più. Vabbè, dopo parla il dottor Flor, così vi dà uno spaccato più puntuale. Quindi questo Marco dicevo, no? Quindi le valutazioni eventuali per una scuola da riaprire dopo il 1° di febbraio non le possiamo fare prima di venerdì. Occhio, ok? Sì, grazie. Vanzà. Presidente, buongiorno. Buongiorno. Ma se per caso il TAR dovesse accogliere i ricorsi e quindi imporre, stabilire la riapertura della scuola, voi magari non dalla settimana prossima, insomma vabbè, da lunedì, voi avete già rimesso in moto tutto il meccanismo trasporti pubblici, capienza, Ma no, guardate, aziende private, bus privati? Il tema trasporti è ad hoc. Cioè il piano c'è, esiste da sempre, insomma l'ho detto dal primo giorno, non è che facciamo le ordinanze per i trasporti, ci metteranno, ci impiegheranno, questo deve essere chiaro, almeno 4 giorni per mettersi tutti pronti e via, cioè, anche perché una mole di trasporti dà paura nella programmazione, c'è proprio un fatto umano, fisico, logistico, però i trasporti sono a posto, nel senso che i piani sono stati depositati fra l'altro presso le prefetture, cioè, non c'è dubbio su questo. Fermo restando che noi comunque vorremmo anche leggere l'eventuale dispositivo nel bene o nel male, per cui io non mi esprimo, ho il massimo rispetto da giudice amministrativo, quando sentenzierà andremo a leggerci la sentenza e decideremo come comportarsi di conseguenza. Perché noi abbiamo avuto qui in Italia delle valutazioni differenti da parte dei presidenti della regione. Ad esempio il suo collega Bonaccini in Emilia Romagna ha detto in Emilia Romagna le sentenze si rispettano. In Friuli Venezia Giulia il suo collega Federica ha fatto un'altra ordinanza superando di fatto la sentenza del TAR. Ciao. Il suo orientamento qual è? Bisogna vedere il testo della sentenza, capire quali sono le motivazioni, capire quali saranno le eventuali motivazioni. Dopodiché le sentenze si rispettano anche magari ricorrendo al Consiglio di Stato, cioè nel senso che
Il giudice amministrativo è un primo livello di giustizia, dopodiché c'è sempre il Consiglio di Stato. Vedo che alcuni ad esempio ricorrono al Consiglio di Stato, altri rifanno l'ordinanza, altri si adeguano e dicono io non la voglio far diventare una guerra di religione e quindi prendo atto. Marchiori e Giacomuzzo. Vedete no? Forse. Un attimo che sta parlando. Siamo? Sì. Buongiorno Presidente. No, visto che stava parlando, quindi... Grazie. No, buongiorno. Buongiorno. Io volevo capire se è possibile una cosa. Con quali criteri vengono e sono stati distribuiti i vaccini alle singole regioni? Si sa? Sulla popolazione. Ok, va bene. Sì, in origine, non Sì. nell'ultimo con il taglio, in origine il taglio Pfizer non sappiamo quale sia stato il criterio. Lei... Sicuramente un errore perché Ecco, lei è convinto che si tratti di un errore? i parametri per distribuirli sì, non si spiega che ci siano regioni che hanno tagli da 60 al 50% e altre che non hanno. Chi zero? Ci sono 5-6 regioni che hanno taglio zero. Cioè vuol dire che ci sono regioni che non hanno avuto nulla di sconvolto nel loro piano vaccinale. Cioè, la campagna ha avuto l'11%, tanto per dire, poi c'è anche una gradualità nei tagli, no? Ok, c'è un'altra questione che mi è stata segnalata da un telespettatore. Allora, una tirocinante in uno studio di un medico di base che effettua tamponi, cioè è stata proprio effettuando questo tirocinio a 360 gradi, non è stata vaccinata, mentre il medico di base è stato vaccinato, lei no, quindi però comunque effettua tamponi, comunque è in qualche modo a rischio, mentre mi risulta che gli infermieri tirocinanti vengano vaccinati. Allora, c'è una risposta per questo oppure no? Cioè c'è un criterio, è stato un errore? Sì, giustamente il dottor Flor dice ne abbiamo ancora tanti, vaccineremo tutti, però perdonatemi, non voglio neanche sapere chi è il medico e nulla, per carità, ma se io sono un medico di base e so che è una situazione nel mio ambulatorio dove c'è una tirocinante che fa tamponi, quando mi chiama per dire guarda che è ora del vaccino, dico scusa, siamo in 2, siamo in 3, se non mi pare una roba che non siamo una regione elastica su poco elastica su questi ragionamenti, penso che a volte le risolviamo anche veramente dicendo queste robe invece di chiamare la televisione o il giornale della situazione. È un problema che non doveva neanche nascere questo. Sì, no, però ha chiamato fondamentalmente per chiedere, perché era nel dubbio, non tanto per... Ma guardate che un medico ha dei canali molto più ufficiali, l'ULS, se no dobbiamo avere un ufficio dell'ULS in tutte le redazioni. Va bene. Ma voi avete la Nicolussi, fa anche i vaccini, misura la febbre. L'ufficiale sanitario. Va bene, grazie. Poi ho una domanda per l'assessore Lanzarin. Dopo è a Grazie, disposizione. sì. Giacomuzzo. Buongiorno. Presidente, una precisazione tornando sul tema scuole. Diceva prima, se dovessi aprire la settimana prossima o quando sarà, comunque le scuole saranno sorvegliate speciali, quindi ci dobbiamo aspettare un report, un bollettino quasi quotidiano sulle scuole? State cercando di studiare? Noi ce l'abbiamo, attenzione che questa non è una minaccia, noi ce l'abbiamo quotidiano, è che non sto qui tutti i giorni a portarvi i dati che ci va a ingolfare anche la testa dei cittadini che dicono qua, perché adesso siamo arrivati al contrappasso dantesco che è un problema dare informazioni. Io invece sta battaglia la faccio assieme a voi, penso che un popolo deve essere sempre informato ed è un privilegio per i veneti avere tutti i giorni l'informazione. Poi noi da qua non siamo mai scappati, che sia chiaro, nel bene o nel male, noi siamo sempre venuti qui. Allora dico che noi il bollettino ce l'abbiamo, faremo una... perché è giusto anche vedere assieme l'evoluzione, no? Magari facciamo una volta alla settimana, diamo uno spaccato e vediamo che evoluzione. Ci sarà una curva e ci dirà piatta, va in giù o va in su. Vi facciamo vedere la curva dall'inizio, in modo tale che apprezzerete nel momento della chiusura, vedete come andava la curva nelle scuole, poi vedremo quanto andrà su, se andrà su, quindi sono dati ufficiali
e ognuno di voi trarrà le proprie conclusioni. E passo sull'altro tema, quello dei vaccini. Moderna. Sì. È già iniziata la vaccinazione. Avete avuto problemi di reazioni avverse come è successo in altre parti? Sta proseguendo tutto? A noi non risulta di aver avuto problemi. Ma dove sono successi? Dall'altra parte del mondo, in America. Non lo so. No. Ecco, il primo giro sarebbe terminato. Bene, allora io passerei Dottor Flor? La parola al dottor Flor che non spacca. Devi ancora Pettenò? Ah, scusami. No, è che non si era prenotato, non è. Mi sono aggiunto. No, volevo solo una precisazione, Presidente, sulla questione dei vaccini e delle regioni. Ma lei mi diceva che appunto la decisione originaria è della distribuzione tra le varie regioni, ma è decisa dalla Pfizer su indicazione del commissario o è la Pfizer stessa che la valuta rispetto alla popolazione che ha ogni singola regione? La distribuzione originaria di base è stata decisa tra le regioni col commissario, quindi noi abbiamo tutti accettato una tabella di distribuzione che è in funzione della popolazione, punto. L'unico intervento che ha fatto Pfizer fuori da questo ragionamento è quello del taglio, che invece di applicarlo in maniera orizzontale, quindi mantenere il criterio della proporzionalità, ha deciso arbitrariamente di dare alcuni il taglio 0 ed altri il taglio 60%. Ma su questo ieri ne avete parlato? C'è stata una risposta? Il commissario ha avuto risposta alla Pfizer su questa decisione che lei definisce arbitraria? No, non c'è stata nessuna risposta e penso che alla fine sarà un errore umano, nel senso che magari qualcuno ha fatto dei ragionamenti rispetto alla suddivisione che non c'entrano nulla con i criteri clinici e epidemiologici. Un aspetto invece sulla scuola, come lei sa bene la questione scuola è complessa nella sua lettura perché molti la sostengono, non dico ideologicamente ma come aspetto, il problema è far ritornare i ragazzi anche delle superiori non più alla didattica a distanza e lei dice c'è un aspetto sanitario però prevalente, però qualcuno dice bisogna sostenere questo perché al di là dell'aspetto sanitario è anche un problema poi di riuscire a dare opportunità agli studenti. Sì, no, questo l'ho capito, però vorrei dire una roba, che intanto non decido io di chiudere le scuole, ma è il virus che ce lo impone. E dopo, qua non è che ci sono due partiti, quelli che vogliono le scuole aperte e, come dico sempre io, quelli che le stanno chiudendo, che hanno l'anello al naso, perché è offensiva sta roba. Terzo aspetto, vorrei ricordarlo a tutti, che dalle stesse bocche di quelli che escono oggi a dire che bisogna aprire le scuole sono gli stessi che sostenevano che la zona gialla era poco per il Veneto. Ma vi ricordo che le altre zone comunque prevedevano la chiusura delle scuole. Quindi delle due l'una, se sei convinto che le restrizioni ci vogliano, sappi che prevedevano la chiusura delle scuole. Se adesso mi dici che le scuole vanno aperte, vuol dire che hai rivisto la tua posizione iniziale, o no? A me spiace che i ragazzi vengano messi al centro di un dibattito che noi non vogliamo fare, che è meramente tecnico. Sul meramente tecnico c'è appunto la polemica appunto ancora sulle fasce, lei li ritiene ancora valide le fasce regionali e anche sulle valutazioni che verranno anche venerdì e perciò sul fatto che si possa ritornare a giallo o è meglio restare in arancione per il Veneto anche a livello precauzionale al di là dei parametri che ci sono? Noi ci siamo affidati al Comitato Tecnico Scientifico e in particolare all'Istituto Superiore di Sanità, ma quando dico noi, tutte le regioni. Per cui fin dal primo giorno, vi ricordate quando c'era il dibattito, ma la zona gialla, Mazzaglia deve fare la rossa, l'arancione? Abbiamo avuto una corrente di pensiero che chiedeva il lockdown, vi ricordo. Noi abbiamo sempre detto, ci hanno affidato una zona, hanno fatto le proprie valutazioni, punto. Perché non c'è di peggio di portare divagazioni sul tema, su un tema così delicato che deve avere una copertura scientifica. Perché se sono convinto che sono sbagliate le zone vuol dire che sono convinto che chi le decide non capisce nulla. Vanzan, buon chiarimento.
Lei va via o per una domanda extra Covid o si ferma? Se no la facciamo dopo. Fatemelo subito se non vi spiace. Dopo la fiducia di ieri al governo Conte con solo 156 voti, lei si ritiene preoccupato per la sorte del Paese o le va bene questo risultato e che cosa dovrebbe succedere secondo lei? Beh, sentite, se fosse una, come si può dire, una spedizione con una grande scalata, sappiamo che partiamo con un gruppo di persone che non sono tanto allenate per fare la scalata. Poi il numero è irrisorio, è risicato. Ma guarda, io la guardo da amministratore, cioè se io avessi numeri come questi so già che sarei impossibilitato di fare grandi riforme, grandi scelte e saresti sempre lì appeso a un filo e appeso al voto dell'ultimo sconosciuto che ti pone le condizioni per votare. Per poi va a finire così. Cioè, in questa fase io penso e sono convinto che ci vorrebbe un governo molto più forte di consenso a livello parlamentare, una maggioranza molto più strutturata. Guardate che stiamo parlando di numeri che veramente penso che non so se basteranno le fiducie nei provvedimenti, perché c'è anche il rischio che non votino neanche le fiducie sui provvedimenti. È veramente tirata, eh? Se uno c'ha il raffreddore e non è in aula è finita. No, adesso dai che dopo dice che portiamo sfiga. Cioè sarà triste. Lei lancia una iettatura, no, ma sarà triste, però ragazzi, per governare ci vogliono i numeri e i numeri qui non ci sono, ma lo vedremo. Io non so cosa abbia deciso di far Conte, però lo vedremo nelle prossime settimane. Ci sono scelte importanti e diciamo il corale, no? Cioè l'imbuto del Parlamento sarà un imbuto sempre più importante. Non so se sia sufficiente invocare il senso di responsabilità e l'interesse nazionale per far passare i provvedimenti, perché alcuni hanno bisogno proprio di un consenso e una condivisione che va al di là dei grandi principi, no? Il recovery fund, cosa sarà il recovery fund? La riforma della giustizia, la riforma del welfare, tutte le riforme che ci siamo impegnati, anche se i cittadini magari non sono stati sufficientemente informati dal governo, che ci siamo impegnati di fare per avere le risorse. No, guardate, senti, mi inviti a nozze, cioè, Conte va ben tutto, ma che pensi alla sua fiducia perché andare lì a parlare del titolo quinto? Io do ragione a Conte sul titolo quinto, che va rivisto. Bisogna togliere tutte le competenze allo Stato. Spero intendesse questo. Il titolo quinto va rivisto, va tolte tutte le competenze allo Stato, perché è giusto che le regioni abbiano la loro autonomia. E i paesi che funzionano hanno scelto di dare la competenza ai territori. La Germania, la Svizzera, gli Stati Uniti, insomma i paesi federalisti li conoscete quanto me. A me spiace che abbia voluto portare questo cameo, definiamolo così, nel suo discorso, che era semplicemente per addolcire gli animi di qualcuno che odia l'autonomia, qualche bieco centralista, qualcuno che pensa che il futuro sia il Medioevo, non il Rinascimento. Guardate che il Covid ha dimostrato che l'autonomia funziona. Finiamola questa farsa di dire che mette in discussione cosa? Se non ci fossero state le regioni, ma neanche Superman riusciva a gestire la sanità stando a Roma. Avete visto i problemi della quotidianità? Dai, cioè, voi non fate politica, li avete visti tutti, dal camion di respiratori che non arriva al problema di ampliare subito velocemente un Covid center. Li facciamo decidere a chi? Al Ministero della Salute? Dai, gli tocca cambiare il nome, allora a quel punto sarà più della salute, diventa delle malattie. Però veramente posso dire proprio rispetto zero quel passaggio lì, ma veramente rispetto zero, soprattutto nei confronti di 2.300.000 e oltre 1.000 veneti che sono andati a votare per l'autonomia in maniera seria. Capisco che i numeri contano più di tutto, però no, non si può liquidare l'autonomia così.
Stop. Ancora? No, era il dottor Flor. Il dottor Flor. Vi lascio il dottor Flor, ragazzi. Poi c'è anche l'assessore, che ho sentito che c'era una domanda per l'assessore. Grazie. Allora, te cedo. Bonet si è prenotato per primissimo. No, vi do solo, scusa un attimo, mi hanno portato il dato. Accendi il microfono, Presidente. No, un secondo solo se lo trovo, ce l'avevo ieri. Eccolo qua. Un attimo. Noi abbiamo, eccolo qua, dosi in arrivo nel weekend del 25 gennaio. Allora, per il Veneto sono... E il microfono. Lo accendi? Sì, per il Veneto il 25 gennaio le dosi sono 35.217 che arriveranno. Sì. E poi questo è il dato che ci hanno dato, dopodiché sono tutte tabelle che andrebbero viste con molta più calma. Quante si riesce a recuperare? L'ipotesi della redistribuzione per il Veneto è di 24.000 dosi, 24.570. Cioè più le 35.000? Sì, sì, sì. Allora, partirei da questo dato, cioè non ho capito, queste 24.570 le dà in più Pfizer o arrivano da altre regioni? No, sono la fornitura che dà all'Italia, solo che si ridistribuisce per il taglio sbagliato che è stato fatto la settimana prima. Non cambia niente. Pfizer ha sempre il suo quantitativo. Nella ricaduta regionale c'è una manina in mezzo che dice togliamo queste. E arrivano direttamente da Pfizer? Sì, da Pfizer. Quindi ha detto che hai delle scatoline diverse? Sì, sì, sì. Esatto, perfetto. Ok, quindi per arrivare alla domanda che volevo fare, il meccanismo di solidarietà tra regioni di cui si era parlato nei giorni scorsi, quello per cui il magazzino cioè, c'era qualcuno che andava nel magazzino della non è ancora Calabria, definito. quello non c'è No. al momento. Per il momento cioè, no. L'equilibrio parte sempre alla fonte. Ha presentato nella scorsa riunione, venerdì o sabato che abbiamo fatto, un'ipotesi di solidarietà mutualistica tra regioni, garantendo il magazzino di minima eccetera, però non è stato approvato ancora dalle regioni. Ma quella è un'altra storia rispetto a questo. Probabilmente noi abbiamo un taglio lineare, uguale per tutti. Certo. Tutti avranno alla fine meno del 29%. Esatto. Un domani il Veneto dice noi abbiamo fatto più vaccini, tu che ne hai fatti troppi è più scorta a darci qualcosa. Sì, di non lasciare il magazzino inattivo, ma di fare in modo che i vaccini vengano. Mi riferivo un'altra cosa però, al fatto che nei giorni scorsi si era detto alla luce del taglio operato da Pfizer con l'accetta, le altre regioni in qualche maniera soccorrano le regioni che hanno avuto il taglio maggiore dando delle dosi. Questa cosa non è avvenuta questa settimana. È la redistribuzione la prossima settimana. Sì, che parte la prossima settimana. Sì, ma si è deciso non di spostare vaccini adesso, Esatto, ma visto che il Senato che noi arriviamo al traguardo di lunedì senza problemi, da lunedì che ci vengano date le dosi che ci hanno tagliato la scorsa settimana. Questo è il sistema. In modo che tutti hanno no, è chiaro. Ci hanno tagliato con la fornitura di oggi. Che ci hanno tagliato la fornitura di oggi. Alternative è un'altra cosa. Grazie. Dottor Flor, allora la domanda di Bonet la consideriamo esaurita o avevi anche altri chiarimenti? No, la sua. Sì, se si può mettere un po' così in fila, perché mi è sembrato un po', almeno io non ci ho capito tanto, perché si può mettere bene in fila tutto quello che è successo, le proposte fatte e quello che poi sia stato fatto davvero e quelle che invece non hanno avuto seguito. Noi eravamo partiti dicendo che a gennaio e febbraio avremmo avuto 38.000 dosi a settimana, che per effetto del 6 anziché 5 sono diventate 45.000 a settimana. La prima fornitura l'abbiamo avuta completa, la seconda fornitura l'abbiamo avuta completa, ricordo il 4, l'11, quella di oggi è la terza fornitura. È su questa fornitura che c'è il taglio. Noi oggi anziché ricevere 45.600
abbiamo ricevuto 22.000, 23.000. Quella che doveva arrivare lunedì. Questa per effetto doveva arrivare lunedì, doveva arrivare ieri, è arrivata oggi. E questa è la terza fornitura. Sulla fornitura della settimana scorsa noi abbiamo trattenuto vaccini per poter vaccinare i richiami fino al 21-22, cioè fino a domani o dopodomani. Noi fino a domani o dopodomani saremmo stati comunque coperti, siamo coperti, anche se oggi non ci fosse stata la fornitura. È stata una prudenza. C'è stata una fornitura anche il 31 dicembre. La prima fornitura che noi abbiamo avuto, il 27 abbiamo avuto quella da 800 dosi, no? Ma il 31 dicembre noi abbiamo avuto i 38.000. Quindi prima fornitura, tutta esaurita. Seconda fornitura la settimana 4, il 5, tutta esaurita. Terza fornitura settimana scorsa abbiamo trattenuto per garantirci i richiami fino a domani e dopodomani, sapendo che lunedì doveva arrivare la nuova fornitura. Allora la situazione di oggi è che noi abbiamo 22.000. Queste del magazzino sono le 22.000 di cui parlava Andrea. Sono le 22.000 che abbiamo accantonato sulla fornitura della settimana scorsa, a cui si sommano le 23.000 arrivate oggi. Sì, prima Zai aveva detto 20.000, sono 22. Sono 22, a magazzino ne avevamo 22 e 23 sono arrivate oggi. Quindi oggi abbiamo 45.000 dosi che utilizziamo solo per fare richiami, quindi non facciamo nessuna nuova vaccinazione. Vi ricordo che il grosso della vaccinazione, cioè il vaccino, la prima fornitura è arrivata il 31 dicembre, abbiamo vaccinato qualcuno il 31, qualcuno l'1, un po' di più il 2 e dopo siamo andati a crescere fino al giorno dell'Epifania che abbiamo superato i 9.000 vaccinati. Quindi noi sappiamo esattamente quanti vaccini abbiamo fatto in quelle giornate, contiamo i 21 giorni e siamo in grado adesso di garantire, anche con un po' di tranquillità, queste prossime 45.000 dosi saranno per garantire il richiamo. È oltremodo importante che la settimana prossima arrivi una fornitura, noi abbiamo bisogno di una fornitura piena per poter continuare a garantirci per un'altra settimana tutti i richiami, per poter garantire i richiami. La seconda dose a chi ha fatto la prima nel periodo tra il 10 e il 13, 12, 13, 9, 11, no, adesso noi siamo 21 giorni dopo. Per 2 settimane, questa e la prossima, noi non vacciniamo, facciamo solo i richiami. La prossima settimana e qui vediamo. Scusate, usiamo per capirci, non facciamo nuove prime dosi, non facciamo solo nuove seconde prime dosi, richiami, certo. E di fatto oggi in Veneto non sta vaccinando quasi nessuno perché abbiamo pochissimi richiami. Oggi è la giornata del 20 capite benissimo, sarebbero le vaccinazioni del 30 dicembre. Il 30 dicembre non avevamo vaccini, eravamo a zero. La fornitura è arrivata al 31 e il giorno prima aveva fatto quelle 700 dosi, quindi oggi praticamente non stiamo vaccinando qualcosina ma pochissimo nella 1, nella 3, nella 6 o nella 7, ma pochissime dosi dove abbiamo insomma qualche caso rimasto isolato, ma praticamente siamo a vaccinazione ferma. Ok. E arriviamo alla quinta fornitura, quella della prossima settimana. Quella della prossima settimana è la quinta fornitura. 35.000 dosi, sì, a cui se ne aggiungono 24.000 bonus. 23 o 24.000 di riequilibrio, di recupero. Perché non le abbiamo avute oggi? Sì, ed è... Sono quelle che non abbiamo avuto oggi. Certo. Ed è quanto pattuito? Oggi abbiamo avuto 23.200. E la ridistribuzione arriverà sempre la settimana prossima o arriverà più in là?
le 24.000-23.000 della ridistribuzione, sempre la settimana prossima? Dovrebbero darcene la settimana prossima, dico col condizionale perché noi avevamo ipotizzato di avere le nostre 45.000 lunedì o martedì o oggi e non le abbiamo, quindi non possiamo nel nostro calendario inserire nuove vaccinazioni. Allora tutti quelli che ci chiedono, no, tra il personale, tra le diverse aree, le categorie, è giusto si sappia, non stiamo vaccinando nuovi casi perché non abbiamo vaccini. I numeri che ha detto il Presidente, i 35.000, i 23.000, ha detto 24.000, sono i numeri che ci ha detto ieri sera su una tabella, la tabella che diceva il Presidente, il commissario Arcuri, con la nuova ripartizione. È un cane che si morde la coda, perché le 24.000 che arrivano in più sono quelle che vanno a rimpinguare la quarta fornitura, che è la metà, quindi la quinta fornitura sarà di 35.000 dosi, quindi ne manderanno comunque 10.000 all'appello, quindi siamo sempre là. Il taglio è sempre quello del 29%. E le 35.000 sono col taglio del 29%, perché sarà il taglio, giusto? Aspettiamo di vedere cosa succede. Taglio. Perdoni direttore, ma temo che, ma non per confusione di qualcuno, ma temo che se continuiamo ad affastellare numeri, chi ci ascolta non comprende. Forse si può riassumere il dato dicendo quante sono le persone che hanno ricevuto la prima dose, quanti sono i vaccini disponibili per il richiamo al momento e quanti ne arriveranno realisticamente, cioè tre elementi in tutto. Vi spiego subito, partendo dal 31 dicembre, con giorni in cui abbiamo vaccinato un po' di più, giorni un po' di meno, ma partendo dal 31 dicembre noi ad oggi abbiamo vaccinato 110.000 persone. I vaccini che stanno arrivando, quelli che avevamo risparmiato e i prossimi che arriveranno, ci servono per il richiamo a queste 110.000 persone. Ora, si fa presto a capire che queste 110.000 persone dovranno essere richiamate tutte nei prossimi 20 giorni, perché sono 20 giorni che vacciniamo, 21, quindi queste 110.000 persone giorno per giorno, in base a quando sono state vaccinate, saranno richiamate nei prossimi 20 giorni. Quindi nei prossimi 20 giorni noi abbiamo bisogno di 110.000 dosi di vaccino solo per i richiami. Ad oggi ne abbiamo 42.000. Sappiamo che la settimana prossima, se sarà confermato, ne riceviamo altre 34.000 più 23.000, ma non abbiamo ancora il dosaggio per tutte le 110.000 persone. Allora noi andremo avanti a fare richiami e accantoneremo vaccini per avere la copertura per le 110.000 che abbiamo già vaccinato. Appena sappiamo di avere in più, cominceremo a vaccinare nuovi casi. Grazie. Se faccio la somma, 42.000 che abbiamo oggi, 35 che arrivano lunedì, 23 che arrivano di riequilibrio, siamo a 100, ma intanto ce ne mancano 10? Intanto siamo a febbraio e dal 20 gennaio non abbiamo fatto nuove vaccinazioni. Se questo vi sembra poco, a me sembra tanto. Non abbiamo chiuso neanche l'ultima parte. Non abbiamo chiuso noi la prima parte delle persone da vaccinare, no? Cioè non sono stati fatti tutti gli operatori sanitari e tutte le case di riposo e disabili, cioè non abbiamo chiuso, perché noi sulla tabella iniziale, se vi ricordate, che abbiamo mandato al ministro Arcuri, erano 185.000, ne abbiamo fatti 110.000, quindi non abbiamo ancora chiuso la prima parte. Assessore, perdone, non perché ho fatto molti titoli nella vita. Prima riga, non si riesce a chiudere nemmeno i 110.000 che abbiamo vaccinato. 2, non si fanno nuove vaccinazioni non solo sugli ultraottantenni, ma nemmeno per riuscire a chiudere i 185, nemmeno i 185 della fase 1, quella tabella che vi ricordate manda io.
il piano vaccinale Veneto. Non riusciamo a fare i 110 finora vaccinati come seconda dose, ma non riusciamo neanche a chiudere i 185 come prima vaccinazione Mila, che è nel piano vaccinale. Quindi ho detto giusto, Assessore? Così chiariamo. Boh. Il titolo è così, ma non per colpa del Veneto. Dottor Flor, mi scusi, una domanda. Se tra la prima somministrazione e il richiamo dovessero passare più di 21 giorni, facciamo 26-27, che cosa succede? Che noi vacciniamo a 21. Ma se non è dato, noi vacciniamo 21. E se non vacciniamo più nuove persone se non siamo in grado di garantire il 21. Quindi con quello che abbiamo in programma di fornitura noi garantiamo 21. Il se non lo prevediamo, non prevediamo il se. Il vaccino comunque si fa, nel senso se c'è qualcuno che rimane fuori. Perché dovrebbe rimanere fuori? Noi con le forniture che ci sono state ipotizzate e con quello che ci siamo trattenuti ragionevolmente da qui al 10 febbraio, perché questo è il tempo per arrivare, dal 20 gennaio al 10 febbraio ci sono i 20 giorni in cui dobbiamo fare i richiami di questi 20 giorni pregressi. Con le forniture che sono previste siamo in grado di coprire tutti, adesso non è che possiamo. Vi ricordo, tanto per se avessimo, la campagna vaccinale doveva iniziare il 20 gennaio, è stata anticipata al 31 dicembre, ma la campagna vaccinale doveva iniziare il 20 gennaio, quindi doveva iniziare oggi da programmazione nazionale ed europea. Poi è stata anticipata di 20 giorni, adesso quello che va segnalato è non siamo in grado di chiudere il primo ciclo, di vaccinare nuove persone, ma quelle che hanno avuto la prima vaccinazione avranno il richiamo nei tempi previsti, a meno che non succeda il finimondo, ma dovrebbe proprio succedere il finimondo, perché noi con la programmazione e con le scorte che ci siamo tenuti per il richiamo garantiamo i 21 giorni che è stato vaccinato. Quindi al momento è garantito il richiamo per tutte le persone vaccinate finora? Oggi è garantito, se c'è la fornitura della settimana prossima, oggi è garantito a 45.000. Oggi. Con la fornitura della settimana prossima riceviamo 55, più di 50.000, quindi ci restano 10.000 da fare nella settimana dopo, insomma, per cui... Ma dal punto di vista sanitario, se quei 10.000 dovessero rimanere fuori, cosa succede? Prima... Non voglio neanche pensarci. No. Le dosi, c'è una piana, si usano 6 dosi, questo è un problema che si è creato con la Pfizer o è un'indicazione che adesso usano tutte la... No, noi abbiamo, in Europa mi pare che lo facevano anche lo fanno anche gli altri stati, noi abbiamo una circolare ministeriale che richiama una circolare AIFA che parla di almeno 6 dosi, non 6, dice almeno 6. In qualche flacone ci dicono, ma dipende un po' dalla ricomposizione, a volte si riesce a fare 7, ma insomma... È vera questa roba che gira, che Pfizer ne farebbe una questione di soldi? Che vuole che venga pagata anche la sesta? Non conosciamo neanche il contratto, non sappiamo chi è che lo ha fatto. Pensavo che magari nei consensi vostri circolano voci strane, quanto costa un vaccino. Sono cose che noi non abbiamo la più pallida idea di quello che sia la situazione dei rapporti economici tra il produttore e gli acquirenti, non lo sappiamo. Io chiuderei, ragazzi. Bene coi vaccini. No, io ho due cose da dire. Ho due cose da dire che sono anche perché avete visto i numeri che sono abbastanza in calo, gli ultimissimi dell'ultima ora dicono che con la rianimazione siamo sotto i 300, un'ora fa eravamo a 296, che è una soglia abbastanza importante, sapete il 300 è la soglia anche, e quindi abbiamo disattivato qualche posto di rianimazione, una quindicina, una ventina di posti li abbiamo sospesi, li teniamo stand by
E nonostante questo stamattina avevamo 110 posti liberi in rianimazione, quindi un bel segnale per la ripresa. Stiamo ragionando sul far ripartire attività programmata, almeno l'ambulatoriale, e poi sarà collegata verosimilmente anche alla libera professione. Se l'andamento continua ad essere questo, probabilmente dal 1° febbraio. Dal 1° febbraio lo diremo prima, perché ovviamente se si apre l'attività bisogna aprire le prenotazioni, quindi a metà della settimana prossima, se l'andamento continua a essere questo, pensiamo di poter insomma riprendere con un po' di attività programmata, soprattutto l'ambulatoriale, partendo magari dove abbiamo più criticità sulle liste d'attesa, vedremo insomma. Questo per quanto riguarda l'attività ospedaliera. Di pari passo insomma, stiamo valutando anche l'andamento di alcuni fenomeni di cui avete parlato stamattina. Volevo solo ricordarvi che quando noi abbiamo fatto quel provvedimento sulla scuola avevamo più di 60.000 studenti in isolamento / quarantena. Quindi è ovvio che nel momento in cui dovessimo rivedere o affrontare, verifichiamo anche qual è l'andamento di questi numeri, perché quelle persone comunque non potevano andare a scuola, perché erano o in isolamento o in quarantena. Quindi credo sia giusto sottolineare questo aspetto. Avevi da aggiungere qualcosa, direttore? No, la Manzano, prego. Direttore, scusi, quando lei dice valuteremo nei prossimi giorni se ripartire con l'attività programmata almeno ambulatoriale, le persone che avevano già prenotato una visita saranno richiamate oppure devono chiamare loro in ospedale? Come funzionerà? Abbiamo già fatto un'esperienza di richiamo di alcune, quelle più critiche ma che non erano urgenti, sono quelle a cui abbiamo detto ti richiamiamo appena riapriamo, e penso che procederemo in questo modo. E intasiamo i centralini dei CUP? Daremo una comunicazione ufficiale. In questo momento stiamo vedendo se tutte le aziende sono in grado di programmare il riavvio delle attività, no? Vuol dire che intanto vediamo se l'andamento continua con questa direi anche velocità di rientro. Siamo rientrati, ricordo che io guardo il numero dei positivi ricoverati, insomma da 2.730, oggi siamo sotto i 2.100, siamo a 2.096. Quindi vuol dire che siamo calati di 600 persone nelle ultime 2 settimane. Il numero è rimasto stabile per il mese di dicembre fino ai primi 3-4 giorni di gennaio. Da quel momento e la rianimazione è lo stesso, perché noi al 31 dicembre avevamo 401 persone in rianimazione positive e oggi ne abbiamo 296, quindi è un 33% secco in meno di malati in 2 settimane, quindi se l'andamento si conferma guardiamo con un occhio diverso alla programmazione delle attività. Come tecnico, secondo lei venerdì sarebbe bene che ci mantenessero in arancione? Ma io credo che per noi in questo momento l'importante è che l'andamento continui in questa direzione. Non credo sia solo il fatto di essere in rosso e in arancione se manteniamo il rigore, perché guardate, l'arancione ci fa essere un po' più rigorosi e più limitati nei movimenti. Ora, questo è quello che determina la diffusione della malattia. È che il provvedimento che esce, voi sapete, è per 2 settimane, non per 1. Ora, sui dati di andamento che sono misurati ieri e oggi, venerdì noi avremo la classificazione per le prossime 2 settimane. Credo che risentirà un pochino anche dell'andamento generale della malattia. Ricordo, noi abbiamo ancora un numero di nuovi casi che insomma, seppur in calo, anche questo molto importante,
abbiamo ancora il numero di nuovi casi che va valutato con attenzione. Tosato Giacomuzzi. Sì, soltanto un accenno. Lei ha accennato, direttore, alla possibile, anzi alla probabile riattivazione di alcune attività ambulatoriali, anche rispetto alla lunghezza delle liste d'attesa. Ci fa qualche esempio di attività ambulatoriali che potrebbero riprendere? L'idea che stiamo valutando è che se le riprendiamo tutte. Tutta la specialistica a 30 Prendiamo a 60 tutta la giorni. specialistica A 30 a 60 giorni, quelle e quindi vuol dire che è ovvio che se partiamo con i richiami daremo priorità dove abbiamo le prenotazioni a cui abbiamo detto vi richiamiamo alla prima occasione, insomma, no? Però l'apertura, se apriamo la specialistica, è su tutte le discipline. Giacomuzzo. Sì, era una precisazione sulla domanda di Tosato ulteriore, cioè questa lista di attesa, avete un numero già totale di prestazioni che premono? No, in questo momento non abbiamo un numero, anche verosimilmente il numero ce l'hai dopo una settimana che hai riaperto, perché vedi quante sono le prenotazioni, perché tante persone hanno smesso di prenotare in questo periodo, questo ultimo mese e mezzo le persone non hanno prenotato visite, è calata molto la richiesta e quindi dopo una settimana di riapertura hai l'esatto numero di quello che hai davanti come visite da recuperare. Signori, grazie.